Come dice Renzi, cioè coloro che non credono al taglio dell'IRPEF, alle coperture, insomma, ci sono scettici e critici contro le misure del governo. Che dice? Vedremo domani, nel senso che gli spot... No, quando diciamo oggi, perché dopo la mezzanotte diciamo oggi. Dico certo, diciamo oggi, Sì, ma sì. dico... abbiamo detto che gli spot sono buoni, poi dobbiamo vedere anche i decreti e ciò che viene, il contenuto che c'è dentro. Noi riteniamo per esempio che aver trovato 80 euro, bisogna vedere dove li prendono, perché poi se li togli da una parte e li metti dall'altra alla fine non dai nessun vantaggio, agli stipendi di chi ha gli stipendi più bassi in Italia sia una cosa importante, ma dall'altra parte non sia possibile in uno Stato di diritto che si rispetti non pensare ai 4 milioni e mezzo di disoccupati e ai pensionati con la pensione minima, che sono sicuramente in una situazione di disagio maggiore rispetto a quelli che sono coloro i quali hanno uno stipendio minimo garantito. Per cui su questi temi io credo che bisogna intervenire. Bisogna fare dei tagli seri, perché poi abbiamo visto questa situazione anche per quanto riguarda i tagli agli stipendi dei manager. C'è stata un po' una presa in giro poi alla fine, nel senso che intanto noi avremmo preferito, è certamente un passo in avanti, ma avremmo preferito donne amministratori delegati e uomini presidenti, perché invece è avvenuto il contrario. La seconda cosa, ma per quale motivo, Poi lo diciamo dopo, abbiamo messo il tetto massimo ai presidenti e non agli amministratori delegati? Per capirci, Moretti non guadagnerà di meno dopo essersi lamentato dello stipendio alle ferrovie, ma guadagnerà di più in Finmeccanica, e allora credo che sia qualcosa che non torna, e su questo credo che prima di fare i proclami probabilmente è meglio trovare le soluzioni.